È la festa degli angeli custodi. Ancora una volta il Vangelo ci ricorda la possibilità di poter incontrare il regno di Dio realmente vicino a noi, anche grazie ai tanti angeli che si fanno portavoce di Dio, che ci aiutano ad incontrare il regno di Dio che è una possibilità nella nostra vita reale, accessibile, ma pur sempre una possibilità che dipende dalla nostra libertà. E per trasformare questa possibilità in realtà, in incontro, Gesù ci porta all'esempio dei bambini. Ci chiede di diventare come i bambini, che non significa essere infantili, ma punterei l'attenzione proprio sul diventare, cioè sul mettere in atto tutti quei cambiamenti nella vita che possono aiutarmi ad assumere gli atteggiamenti tipici dei bambini, che sono figli, che sono aperti alla gratuità che viene loro donata, che riconoscono tutto come un dono e si consegnano in gratuità a mamma e papà. Sono semplici, sono capaci di aprirsi alla vita senza condizioni. Ecco, questi atteggiamenti di dono, di semplicità, di immediatezza avvicinano i bambini estremamente al modello di Gesù figlio. Il bambino perfetto nel Vangelo è Gesù stesso, in quel legame con il suo Padre Celeste. È Gesù che ci sta dicendo: impara a vivere da figlio, come un bambino tra le braccia di mamma e papà. Ecco, allora oggi proviamo a concentrarci su quegli atteggiamenti troppo adulti nella vita, che ci fanno perdere di vista la fiducia che invece il bambino ha nei confronti dei propri genitori, una fiducia incondizionata. E dentro questo rapporto costruiremo qualcosa di nuovo che ci permetterà di accedere con tutta la nostra vita alla realtà del regno di Dio presente qui ed ora. E ringraziamo i tanti angeli custodi che fanno il tifo per noi in questo nostro diventare giorno dopo giorno un po' più simili al Figlio.